Perché fai musica? Per arrivare in alto, per arrivare semplicemente al cuore, se vogliamo, di quei pochi che ascoltano le tue opere? Allora, questo è un discorso al quale tengo in maniera molto particolare. Perché? Perché secondo me, o almeno il motivo per cui io faccio musica, è cercare innanzitutto di raccontarmi e quindi di esprimere uno stato d'animo, un parere o qualsiasi cosa attraverso ciò che scrivo e poi suono, canto, presento al pubblico, se così lo vogliamo definire. Ripeto, per me non sono fan le persone che ascoltano la mia musica, ma sono amici, amici che io stimo e che seguo esattamente come fanno loro nei miei confronti. Allora il discorso è questo: bisogna capire prima di rimanere delusi e a volte frustrati da ciò che si fa. Affinché ciò non accada è importante capire per quale motivo decidiamo di fare certe cose, se è veramente una passione o un modo per far vedere agli altri che sappiamo fare qualcosa. Allora, tornando a ciò che ho detto all'inizio, per quanto mi riguarda io lo faccio per cercare di raccontarmi e di esprimere un pensiero, uno stato d'animo. Alcuni purtroppo lo fanno per far vedere che sono bravi, che sanno fare qualcosa e soprattutto per arrivare non so dove. Allora il discorso è questo: la musica è una strada molto difficile, quindi se pensiamo di voler arrivare chissà dove, nella maggior parte dei casi rischiamo di rimanere delusi. La passione invece cosa fa? La passione ti dà l'opportunità di raccontarti, di farti conoscere per quello che sei, perché dietro ad un musicista, un artista, c'è una persona che ha sicuramente un'esigenza molto forte di comunicare. Allora il discorso è, anche 10 persone interessate alla tua musica sono prima di tutto ben accette e sono persone che credono a quello che tu fai. Se riesci a trasmettere qualcosa a queste persone, hai già vinto, perché l'arte se ne frega di consensi e di livelli, e di grandi palcoscenici e della realizzazione, ok? L'arte è un'esigenza, è una cosa che abbiamo dentro e che ci dà l'opportunità di tirare fuori quello che noi siamo, quello che noi abbiamo e quello che vogliamo estrinsecare. Allora il discorso è, per concludere questo video, per non essere troppo lungo: perché fai musica? Perché ti piace o perché credi che possa portarti lontano? Perché se la motivazione che ti spinge a fare musica è la seconda, lascia perdere. Commentate se vi va, siete liberi di dire la vostra e di, perché no, confrontarci mi farebbe piacere. Ok? Beh, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!